In che cosa consiste il progetto che presentate oggi? Beh, il progetto è una nuova speranza per la Valle dei Templi, un'area agricola storica dove si coltiva da secoli un mandorleto meraviglioso, quello che Pirandello definì il bosco di mandorle della Valle dei Templi, che purtroppo è in una condizione di abbandono culturale per ragioni abbastanza complesse che vogliamo affrontare però e risolvere, perché vogliamo farlo rinascere avendo a riferimento, pensate, la legge regionale 21 dell'anno 2021 sull'agroecologia. Noi vogliamo rendere operativo con questo progetto la legge regionale sull'agroecologia nella Valle dei Templi d'Agrigento. Questo è quello che faremo e lo faremo con un parterre di contributi straordinaria importanza. Ci sono università, l'Università di Firenze, il corso di laurea in architettura del paesaggio, l'Università di Palermo, il polo universitario di Agrigento. Ci sarà l'AIAF, Associazione Italiana di Agroforestazione, l'AIDA, Associazione Italiana di Agroecologia, e poi Slow Food Sicilia e Legambiente, che darà anch'essa il proprio contributo. Quindi una partecipazione qualificata per una elaborazione progettuale. Allora, il progetto che oggi presentiamo rientra in una più ampia tematica che sarà poi presentata anche durante il congresso di agroecologia che abbiamo dal 9 al 12 giugno ad Agrigento, ed è quello di calare nella realtà non solo dell'ente parco, ma in questo caso dell'ente parco, i principi fondamentali dell'agroecologia. L'agroecologia è quella struttura scientifica ormai consolidata a livello mondiale che ci dice che la gestione non solo dell'agricoltura, ma anche delle aree come di un ente parco vanno assecondate con criteri diversi, criteri che poi prendono le mosse da quelli che sono i principi della natura. Quindi il progetto che andremo a realizzare è una specie di progetto pilota, anzi è un progetto pilota che serve come linea guida poi per diffondere in aree simili e soprattutto in Sicilia quelli che sono i principi dell'agroecologia. Voi sapete che l'agroecologia dal 29 luglio del 2021 è legge in Sicilia, la legge sull'agroecologia, prima regione ad avere una legge sull'agroecologia, e quindi ogni tanto siamo anche i leader a livello europeo per condurre questa trasformazione. Perché? Perché abbiamo chiaro ormai che i modelli agricoli, i modelli gestionali, i modelli di conduzione sia in agricoltura che di aree naturali rispondono a criteri ormai sorpassati. Non possiamo entrare nell'ambito tecnico perché è molto complesso, ma l'agroecologia, diciamo, dà tutto questo scenario, e quindi il progetto serve come linea guida per diffonderlo altrove. Noi riteniamo che questo sia uno dei progetti più interessanti in termini di agroecologia che nel panorama nazionale in questo momento possiamo trovare, ma ritengo che sia preliminare sottolineare una questione. Se non si fosse fatta e vinta la battaglia nella Valle dei Templi negli anni 80 e 90, oggi non saremmo qui a discutere di questo progetto. E l'altra cosa da sottolineare è che questo progetto, così come l'esistenza stessa dell'ente parco e delle politiche dell'ente parco, danno il senso di come un'area come la Valle dei Templi non fosse interessante esclusivamente per le presenze archeologiche, ma per l'integrazione tra archeologia e paesaggio. Oggi questo progetto ci dà la possibilità di spiegare molto meglio delle nostre stesse parole come queste due cose si integrano. L'archeologia ha molto più senso all'interno di un paesaggio che rappresenta la nostra memoria. Io da bambino ricordo questi luoghi pienissimi di fiori di mandorlo, era una distesa bianca. Oggi questa cosa non si vede più proprio perché diciamo, c'è l'effetto paradosso che la demanializzazione di queste aree, la mancata coltivazione sta facendo morire i mandorleti. Allora recuperare, secondo una logica agroecologica, il paesaggio della Valle dei Templi è parte essenziale non solo della conservazione della Valle dei Templi, ma della promozione turistica della Valle dei Templi.